ore 8 di venerdì 10 aprile. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Con Emanuela andremo a leggere fra poco i principali quotidiani regionali. Intanto però cominciamo con le notizie. Ieri a Palermo 2 arresti, 2 tunisini arrestati perché in possesso di video che inneggiavano alla jihad, al martirio e anche alla violenza contro l'Occidente. Coinvolti in questa indagine anche 3 minorenni. Propaganda jihadista, immagini violente, messaggi di minaccia contro l'Occidente diffusi sui social. È da questi contenuti che ha preso avvio l'indagine della Digos di Palermo, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia guidata da Maurizio De Lucia. Per gli investigatori i due avrebbero potuto lasciare l'Italia per compiere attentati. Per questo è stato disposto il fermo dei 2 giovani tunisini di 19 e 22 anni, ora detenuti nel carcere Pagliarelli con l'accusa di apologia e istigazione al terrorismo. Su TikTok e Instagram pubblicavano video inneggianti alla jihad, al martirio religioso, alla violenza contro i miscredenti. Tra i contenuti immagini simboliche come la Casa Bianca sormontata dalla bandiera dello Stato Islamico, scene di esecuzioni simulate con uomini armati vestiti di nero e messaggi in arabo e inglese dai toni intimidatori con riferimento anche ad attentati suicidi. Materiale che secondo gli investigatori dimostra un'evidente radicalizzazione e la volontà di diffondere un'ideologia violenta fondata anche sull'uso delle armi. Le indagini hanno inoltre rivelato contatti con 3 minorenni, 2 dei quali residenti a Marsala, accomunati da una forte fascinazione per le armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi elettronici, una pistola a giocattolo e una replica di mitraglietta senza tappo rosso. E cominciamo proprio a leggere i quotidiani regionali da questa notizia, Emanuela. Sì, la vediamo a pagina 6 di Repubblica Palermo. Oggi apologia del terrorismo islamico, in manette 2 giovani tunisini. Mi alleno per Allah, scriveva uno mostrando Palermo. L'altro postava video in cui veniva ucciso il presidente Trump. E allora vediamo insomma questi video che sono finiti in questa indagine che ha portato appunto a questi arresti. È emblematico, spiega la questura, il video in cui sullo sfondo del vessillo dello Stato Islamico si vedono atti di violenza di un uomo vestito di nero su alcuni soggetti inginocchiati e ammanettati. Il video è accompagnato da un testo in lingua araba e inglese. Ascolta bene America, e voi alleati dell'America sappiate questo: la situazione è più seria di quanto voi pensiate, è più grande di quanto voi possiate immaginare. Appunto parole inquietanti: stai combattendo contro un popolo che non può essere sconfitto. In un altro video si vede una bandiera degli Stati Uniti lacerata che viene ammainata, al suo posto invece viene alzata una bandiera dello Stato Islamico. Il testo che accompagna il video dice: il tempo è arrivato che la nazione di Maometto rinasca e questa rimuoverà la veste della vergogna e frantumerà la polvere dell'umiliazione. E qui vediamo appunto questa foto, il frame di un video tratto dai social con protagonista uno di questi 2 giovani tunisini che appunto sono stati arrestati. E adesso invece ci occupiamo ancora di caro carburante e gas, ma non solo, c'è un'impennata di prezzi che incide in maniera pesante sul carrello della spesa. Carne alle stelle, costano di più anche ortaggi e frutta. Filetto non ne mangio io. Perché? E perché costa caro? Anche la carne ora è un lusso. Così la guerra in Medio Oriente e i suoi indecifrabili scenari nello stretto di Hormuz si ripercuotono sulle tasche dei cittadini, alle prese con il caro vita e, perché no, con la speculazione. L'aumento di carburanti e gas incide e a cascata sale tutto e di tutto. €1 in più per lattughe, finocchi e pomodori, €2,50 in più per le fragole. Ritocchi che gli operatori commerciali giustificano per fronteggiare la stangata sui carburanti. Stamattina io in prima persona ho pagato il gasolio a €2,30 e la cosa è diventata insostenibile. Vado a tavola, vado alla zona di Siracusa e €80 di gasolio non basta per fare andata e ritorno. Alle stelle anche il costo della carne. Non si può comprare più.
I pensionati non ci stanno arrivando più a fine mese. L'unica salvezza, specie per i pensionati, sono ancora i mercati rionali. Siamo a Catania, in piazza Eroi d'Ungheria, dove anche qui però il vento sembra stia cambiando. La gente compra come su al nord, un peperone, una melenzana. Quando prima con €1 davamo 4 melenzane, una cesta di peperoni. La fragola ha un prezzo ovviamente anche al mercato stesso, c'è una bancarelle da 2,50, 3, 4. Ma come affrontare il caro vita? Io cerco di comprare con delle quantità maggiori, quindi cerco di comprare eventualmente una cassetta intera di arance in modo da avere un prezzo più basso, e le tengo un po' di più a casa, magari in frigo, e risparmio qualcosina. Non solo alimenti, i rincari pesano sul settore dell'auto, neanche a dirlo aumenta il costo dei pneumatici e costano di più persino le riparazioni. Addirittura da €5 è passato a 7. Andare a piedi migliora la qualità del sonno che il caro vita contribuisce a togliere. Aumenti a 360 gradi e ci sono anche poi attività che sono in grande difficoltà. Beh, sicuramente per quanto riguarda la Sicilia, l'agricoltura e la pesca. Intanto vediamo questa pagina di Repubblica Palermo. È un viaggio che viene fatto a Vittoria, dove c'è il più grande hub ortofrutticolo del sud. Questa è la situazione: banchi vuoti, prezzi alle stelle, però Vittoria cerca di combattere questo caro energia. I danni maggiori arrivano dal clima, ma questa situazione può farci vincere la sfida con l'estero, dicono comunque gli operatori del settore, che non si scoraggiano. Oggi il ciliegino è arrivato a costare €4,50 al chilo, dice Maurizio Manichini, produttore di Vittoria, indicando le cassette poche. L'anno scorso lo vendevamo a €2, €2,50, ha detto. Ci sono stati periodi in cui lo regalavamo a 60-70 centesimi. Stiamo parlando anche di uno dei prodotti simbolo di quella zona, appunto, della Sicilia, il pomodoro ciliegino. Quindi vedi che aumenti, appunto, ha registrato per esempio un prodotto locale. Ma diciamo che quello che ovviamente sta incidendo per la maggiore è il prezzo del gasolio, che sale. Il gasolio è una materia prima che si riflette poi sul costo finale di un prodotto, e anche la distribuzione ne risente, dice l'Unione dei consumatori. E poi sempre sulla stessa pagina andiamo a vedere la situazione a Lampedusa. SOS, aumento dei carburanti della marineria di Lampedusa, pronti a consegnare le licenze. A 2 mesi dalla visita della Papa, che dovrebbe appunto andare a trovare proprio i lampedusani, i pescatori dell'isola lamentano il mancato ascolto ai loro appelli sulla crisi del settore. Quindi vediamo appunto in questa pagina agricoltura e pesca, che sono 2 settori in ginocchio per questi aumenti. L'agricoltura, come dicevamo, però risente anche di questi cambiamenti climatici. Purtroppo abbiamo vissuto dei mesi molto particolari, dove le forti piogge, il maltempo, il vento hanno rovinato le colture. Adesso ci occupiamo di una operazione antidroga che è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. La droga veniva pubblicizzata sui social, spedita, pensata a domicilio con pacchi postali, traffico che aveva fruttato oltre 2 milioni di euro. Cocaina, hashish e marijuana ordinate sui social e spedite in tutta Italia con normali pacchi postali, un traffico di droga che secondo gli investigatori avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. A scoprirlo sono stati i finanziari del comando provinciale di Caltanissetta, che al termine di una complessa indagine partita proprio dal capoluogo nisseno hanno individuato a Napoli un vero e proprio laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione dello stupefacente. All'interno del locale sono stati arrestati 2 uomini ritenuti responsabili dell'organizzazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, pubblicizzavano la vendita di droga attraverso i social e poi spedivano le sostanze ai clienti con corrieri e servizi postali. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire oltre 4.000 spedizioni effettuate in tutta Italia e ad estrarre i nominativi di circa 500 destinatari dei pacchi, che ora saranno messi a disposizione dei reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio per ulteriori accertamenti. Nel laboratorio sono stati sequestrati droga per un valore di oltre 100.000 euro, macchinari per il confezionamento e anche una pistola a salve priva del tappo rosso. I 2 imputati sono già stati condannati con rito abbreviato a 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa. Torniamo da Emanuela.
Sì, vediamo sulla Sicilia la droga pubblicizzata nei social e spedita per posta in tutta Italia. Non è un caso singolo, perché più volte abbiamo raccontato ormai di questi nuovi metodi utilizzati proprio per vendere la droga, avvalendosi proprio dei social, quindi una sorta di e-commerce degli stupefacenti. Operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta con 2 arresti a Napoli. Appunto, i finanziari hanno individuato questi 2 soggetti a Napoli, che poi comunque inviavano la droga in tutta Italia. E poi c'è stato questo maxi sequestro, hanno stimato un giro di affari di 2 milioni di euro per quanto riguarda il 2024. Lo stupefacente che è stato sequestrato valeva circa 100.000 euro. E qui vediamo appunto alcune foto di questa operazione della Guardia di Finanza, che ha scoperto questo laboratorio a Napoli dove si confezionavano i pacchi da spedire contenenti appunto vari tipi di sostanze stupefacenti, tra cui anche la cocaina. Adesso voltiamo pagina, ci occupiamo d'altro, perché il prossimo 29 aprile allo Stadio Massimino arriva puntuale, come ogni anno, un gol per la solidarietà. L'edizione numero 18 mette insieme non solo lo sport, ma anche spettacolo, impegno sociale. Il ricavato di quest'anno andrà alla comunità di Niscemi, che è stata colpita duramente dalla frana. Sport, spettacolo e impegno sociale. Un gol per la solidarietà spegne quest'anno 18 candeline e si prepara ad offrire una grande festa al pubblico che mercoledì 29 aprile sarà presente allo Stadio Massimino. Ancora una volta a scendere in campo per il quadrangolare benefico giornalisti, sportivi e volti noti della TV e del mondo dello spettacolo. Per me sarebbe stato impensabile nel 2004 poter raggiungere un obiettivo del genere, non per carenze professionali, ma perché soltanto era un anno in cui ero appena tornato a Catania nelle mie fasi organizzative, ma poi a un certo punto la città richiedeva questo bellissimo evento e così è stato negli anni, e oggi siamo a 18 anni di evento, quindi un grandissimo traguardo e siamo davvero felici di poter spegnere queste candeline. Nata come una partita di beneficenza, la manifestazione è diventata negli anni un appuntamento fisso per migliaia di studenti appassionati, con l'obiettivo di aiutare chi più ha bisogno. Quest'anno il ricavato sarà devoluto alla comunità di Niscemi. Un momento importante per noi, sentiamo la vicinanza dei catanesi e della provincia catese, ma di tutta la regione, data la importante caratura di questo evento. Come ogni anno non può mancare la bellezza femminile, rappresentata dalla siciliana Eleonora Incardona, volto di DAZN, che sarà la madrina di questa edizione. Poi ci sarà la parte musicale affidata al cantante Popi e poi ci sarà l'oro olimpico Alberta Santuccio, che quindi metterà questa bellissima ciliegina sulla torta e porterà la medaglia olimpica allo stadio quel giorno. La 18ª edizione sarà dedicata anche a 2 simboli dello sport catanese scomparsi recentemente: Orazio Russo, bandiera del Catania, e Turi Di Stefano, storico coach della squadra dei giornalisti. E adesso torniamo di nuovo da Emanuela per proseguire la nostra rassegna. Sì, vabbè, intanto sulla Sicilia si parla naturalmente di questo evento sportivo che è giunto al suo 18° anno, alla sua 18ª edizione, il gol per la solidarietà di Luca Napoli, una battaglia contro il bullismo. Sono tante appunto le battaglie dietro questa partita, questo quadrangolare appunto di beneficenza negli anni, che ha unito, ha coniugato appunto lo spettacolo, lo sport, ma soprattutto la solidarietà. Andiamo a vedere allora la prima pagina della Sicilia con le notizie appunto in primo piano. Si parla molto oggi dell'informativa di Meloni, lo vedremo tra poco nella seconda parte della nostra rassegna, ma parliamo di politica siciliana. Vediamo la giunta Schifani: abbiamo bisogno di più regionali. La regione chiederà al governo Meloni la modifica di un accordo del 2023 su turnover e assunzioni. Se la proposta passasse, nei prossimi 3 anni nella pubblica amministrazione arriverebbero 724 dipendenti in più del previsto. E poi si torna a parlare dei fondi del turismo. Capodanno e ballando, tutta la Sicilia in Rai. In giunta arriva anche il via libera definitivo al piano di comunicazione sulla TV pubblica nazionale dell'assessorato al turismo nell'isola l'anno che verrà, sia nel 2026 che nel 2027, quindi lo spettacolo di Capodanno, ma previsti spazi in tanti programmi televisivi, radiofonici e in streaming.
Sempre invece per la politica, vediamo Enna che si prepara ad andare al voto, alta tensione ancora ad Enna perché Crisafulli, candidato sindaco, va avanti ma niente simbolo del PD, c'è stata una querella col partito, insomma da Roma hanno detto no al simbolo. E poi vediamo ancora altre notizie. Nel taglio basso vediamo il caso a Val Guarnera, candidato sindaco che finisce sotto l'attacco degli omofobi. E poi per quanto riguarda lo sport, il Palermo gioca oggi a Frosinone, scontro diretto per il salto in Serie A. Palermo che ci crede fino in fondo per in questa avventura appunto per conquistare la massima serie. Andiamo a vedere anche la pagina di Catania di oggi. Catania è provincia, leggiamo nel taglio centrale: dentro al fortino della droga, San Cristoforo, il blitz in uno stabile di via Plebiscito presidiato da 2 pusher. E poi macchia di nafta in mare, siamo nel porticciolo di Ognina, esposti e segnalazioni finora rimasti inascoltati. L'associazione Consitalia lancia l'allarme ambientale nel porticciolo di Ognina a Catania, dove da tempo diversi cittadini denunciano una macchia di nafta ben visibile a mare. Una volta è arrivata la Guardia Costiera, poi però il nulla. A Bronte mancano i medici, notte in tenda per protesta. L'associazione Aiace e un gruppo di cittadini hanno protestato per 24 ore in tenda contro la grave carenza di medici di base. Attualmente ne mancano 6 su 15. Il sindaco Firrarello ha criticato il sistema di reclutamento, mentre l'ASP ha annunciato l'arrivo di una invece sostituta e il possibile impiego di specializzandi. La protesta è stata sospesa, ma i cittadini restano pronti a riprendere il presidio se le promesse di assistenza per anziani e fragili non saranno mantenute. E poi a Raddusa, vietato l'uso dell'acqua per fini alimentari. Il comune ha vietato l'uso potabile dell'acqua su tutto il territorio con un'ordinanza del sindaco Marino di ieri. Il provvedimento è scattato dopo che l'ASP di Catania ha rilevato il superamento dei limiti di tollerabilità nei campioni prelevati in contrada Capreria. I cittadini sono invitati a usare acqua in bottiglia per fini alimentari fino a quando appunto nuove analisi non certificheranno il rientro di questi parametri. Vediamo la prima pagina di Palermo e provincia, ancora l'avvertenza Almaviva. Stallo sugli ex lavoratori, il reimpiego degli addetti nel servizio 116-117 e le proteste dopo il rinvio della decisione all'ARS. E poi la mappa della città Colabrodo, 1000 segnalazioni in un mese a Palermo, appunto buche costellano le strade, sono costellate da buche, 30.000 download per l'app, buche e guasti, picco di alert in zona Libertà. Andiamo a vedere il giornale di Sicilia di oggi. Intanto si torna a parlare dell'inchiesta tra mafia e sanità. Restituiti a Iacolino i 90.000 euro in contanti, la decisione del riesame. I soldi erano tracciabili e di provenienza lecita, c'è questa novità. E poi anche qui vediamo il Palermo che sfida il Frosinone. Inzaghi, siamo carichi, serve la partita perfetta. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud di oggi. All'ARS è ormai allarme rosso, martedì vertice di maggioranza, il governo Schifani a un bivio, scrive appunto la Gazzetta, si cerca l'intesa per l'agenda di fine legislatura, i lavori d'aula sono paralizzati per i contrasti interni alla maggioranza, Schifani ha incontrato Galvagno e i capigruppo. E poi la cronaca, scontro fatale sulla statale 113, bilancio tragico, ci sono 2 vittime e 2 feriti. Vittime il 54enne Giuseppe Crisci e il 25enne Domenico Gerbino. Feriti la figlia 20enne di Crisci e un altro ragazzo. Siamo ad Acquedolci, l'impatto a ovest dell'abitato. E poi vediamo anche nel taglio basso la morte di Matacena, nessun giallo, i consulenti della Procura di Reggio hanno depositato la perizia, il corpo riesumato dell'imprenditore, non c'è traccia di veleni, era morto nel 2022 a Dubai.
Sempre nel taglio basso c'è una notizia molto interessante che poi vedremo anche dopo. Tumori, scoperto il meccanismo che moltiplica le cellule aggressive. La ricerca guidata dall'Istituto Pascale di Napoli apre a nuove prospettive sulle cure e sulla prevenzione, e ha collaborato anche l'Ateneo di Messina in quella che potrebbe essere una scoperta veramente rivoluzionaria per quanto riguarda la cura dei tumori e soprattutto la prevenzione dei tumori, soprattutto più aggressivi. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. Palermo. In Sicilia, politica negata ai giovani, solo 3 under 40 tra i sindaci. L'onda del referendum tradita dalle scelte sulle candidature alle elezioni amministrative. A Enna in campo Crisafulli, il PD ora prende le distanze. Non è lui il rinnovamento, appunto anche qui vediamo la situazione di Enna per le prossime amministrative. E poi caro energia e clima, la resistenza dei produttori di Vittoria che abbiamo già visto, ma vediamo anche alcune notizie di cronaca. Casabianca a fuoco, sui social fermati 2 tunisini, e poi abusò della figlia, condannato a 18 anni di carcere. Vediamo, ci fermiamo qui Angelo, penso che il tempo a nostra disposizione è finito. Sì, grazie molto bene Emanuela. Adesso noi come sempre vediamo il traffico, la situazione diciamo di stamattina. Siamo a Catania, Tondo Gioieni, rispetto diciamo al solito, almeno in questo momento per quello che ci mostrano le immagini, sembra un po' più scorrevole sia in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco, ma anche in direzione Ognina. Adesso vediamo anche cosa succede in via Vincenzo Gioffrida. È una conferma che stamattina, insomma, a quest'ora, che è un orario di punta, almeno la situazione sembrerebbe relativamente tranquilla. Diamo uno scorcio ancora alla circonvallazione. Parte bassa, qui c'è un po' più di traffico, ma evidentemente potrebbe anche essere condizionato da eventuali semafori pedonali. Dal traffico andiamo invece sull'Etna, perché è quella che ci restituisce stamattina la nostra telecamera un'immagine del vulcano davvero splendida, ancora presente la neve, però comincia a sciogliersi. Insomma, le giornate calde di questi giorni hanno fatto sì che questo manto bianco si stia sciogliendo, però dal lato di Taormina vediamo che c'è una maggiore presenza di neve, e poi vediamo anche il golfo di Taormina. Queste sono le immagini della nostra Sicilia che vi offriamo ogni mattina a Buongiorno Sicilia. Ci dobbiamo fermare per pochissimo, poi torneremo di nuovo da Emanuela perché andremo a leggere i quotidiani nazionali. Torniamo di nuovo insieme, andiamo a leggere i quotidiani nazionali. Emanuela. Sì, dicevamo prima, ampia pagina, questo discorso di Meloni all'informativa del Premier, prima alla Camera e poi al Senato, dopo la sconfitta al referendum. Ma Meloni non si è soffermata soltanto sul voto del referendum, ha parlato di tanti altri temi. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Meloni sfida con le opposizioni. La Premier in aula. Vado avanti, io non scappo. E l'attacco di Schlein che dice non avete fatto nulla. La Presidente del Consiglio rivendica l'azione dell'esecutivo. E poi Mattarella a Praga, l'Unione Europea acceleri sulla difesa comune. Qui c'è un racconto appunto della giornata di ieri che ha visto come protagonista Giorgia Meloni. I toni da urne e il romanesco, Ragà è ancora lunga, insomma tra le ovazioni dei suoi e le frasi in romanesco la Premier Meloni, eppure l'opposizione apre la campagna elettorale. Questa è la lettura appunto del Corriere, ma non solo. E poi c'è un'intervista oggi a Boccia, altro che rilancio, quello di Giorgia è solo un comizio. E ancora parla Calenda, ma a sinistra non sono in grado di governare. Queste le parole del leader di Azione. Vediamo le altre notizie. La guerra in Medio Oriente, Libano, Netanyahu apre i negoziati, tensioni su Hormuz, e poi l'attacco di Trump alla NATO.
cambiano alcuni nomi nei vertici delle principali aziende. Vediamo Mariani a Leonardo al posto di Cingolani, Di Foggia invece passa ad Eni. C'è questo valzer delle poltrone con appunto Claudio Descalzi AD e Giuseppina Di Foggia presidente. Queste le indicazioni del Ministero dell'Economia che il governo ha definito per Eni in vista delle assemblee. Per Leonardo invece indicati Lorenzo Mariani come nuovo AD e Francesco Macri come nuovo presidente, non confermati Cingolani e Ponte Corvo. E poi si torna a parlare del caso Equalize, questa agenzia che appunto spiava dei personaggi noti, tra gli altri da Vieri a Tognazzi. Equalize, ecco gli spiati, fine indagini per Pazzali e altri 80. Chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fiera Milano ed ex titolare appunto di questa agenzia investigativa Equalize, contestato il reato associativo per le cyberspie e i dossier costruiti con accessi abusivi alle banche dati. Tra gli spiati pure Bobo Vieri, Fabrizio Corona, Ricky Tognazzi e l'amministratore delegato di Ferrovie, ma sono veramente tantissimi i nomi, la lista è infinita. Vediamo nel taglio centrale la foto di Sinner, chiama il medico, poi vince. Cos'è successo a Sinner durante il torneo di Monte Carlo? Yannick va ai quarti, solo un piccolo calo di energia, nel secondo set riapre un ottavo di finale, fin lì dominato con il ceco Macak, medical timeout e pastiglia per Sinner che poi si riprende e vola ai quarti a Monte Carlo. Un piccolo calo, ha detto, ora l'importante è recuperare. Bene, queste sono le parole del campione del tennis italiano. La Repubblica, Meloni, non scappo, Schlein, buttati 4 anni, suona la campana dell'ultimo giro. E poi Trump che frena Netanyahu. Pressioni statunitensi per fermare i raid su Beirut e salvare il vertice di pace con l'Iran a Islamabad. Il premier israeliano apre il negoziato con il Libano. Mattarella condanna i bombardamenti. Questo nel sommario di Repubblica Oggi. Vediamo La Stampa, anche qui le parole di Meloni, io non scappo, e le parole anche di Schlein, mai fallito. Nell'informativa in Parlamento la premier chiede una commissione sui rapporti tra la mafia e tutti i partiti. Meloni che è finita al centro di una polemica, insomma, per una foto tra l'altro con un esponente mafioso. Netanyahu, bombe e negoziati, pressing di Trump, Israele riduca gli attacchi, Bibi tratto con Beirut per disarmare Hezbollah, nuovi raid sul Libano, l'IDF evacuate il sud della capitale, poi scontri su Hormuz, domani il vertice di Islamabad parte in salita. E poi facciamo vedere questa foto che è veramente drammatica. Quello che succede appunto durante i bombardamenti è una donna intrappolata in una casa distrutta proprio dai bombardamenti di Israele a Beirut nel Libano. L'espressione di terrore appunto di questa donna. Vediamo Avvenire. Trattativa tra i raid, Israele apre un negoziato negli Stati Uniti con il Libano, ma senza un cessate il fuoco, specifica Netanyahu. Trump ottimista sul confronto con l'Iran, ancora molto critico sugli alleati della NATO. Oltre 300 vittime sono quelle del bombardamento dell'IDF di mercoledì, colpiti obiettivi dei paesi del Golfo. E poi vediamo anche questi dati dell'Ocse, crollati gli aiuti allo sviluppo, pesano i tagli degli Stati Uniti, calo del 23%, un decimo delle spese di difesa. E poi l'Ungheria al voto, intorno ai seggi ungheresi, paure, ingerenze e fake news sotto la lente, le elezioni di domenica. Vediamo il resto del Carlino. Meloni blinda il governo, avanti fino alla fine, la premier niente rimpasti,
piano casa da 100.000 alloggi, basta ritardi sulla sanità, questi alcuni dei temi appunto affrontati ieri da Giorgia Meloni. Schlein attacca 4 anni di nulla, tocca a noi e Conte incalza, saranno mesi inutili. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema. Il cinema italiano è escluso dalla lista dei concorrenti al Festival di Cannes. Arrivano i maestri del cinema, ma l'Italia è fuori da Cannes. Nessun film italiano in concorso, neanche un posto su 60 in classifica nelle sezioni del festival. Vediamo nel taglio basso, anche qui le nuove nomine del Tesoro. Ora è ufficiale: via Cingolani da Leonardo, entra Mariani, Eni Descalzi diventa l'amministratore delegato e Di Foggia il presidente, la presidente. Andiamo a vedere il Messaggero. Ora responsabilità. Meloni alle Camere, non scappo, avanti fino alla fine. E poi vediamo questa notizia di cronaca terribile: un neonato lasciato tra droga e rifiuti a Roma, scoperta dai vigili una casa degli orrori, i genitori già indagati per la morte del fratellino. Vediamo il Giornale. Meloni, io non scappo, avanti fino al 2027. E poi l'inchiesta esclusiva del Giornale, Conte e il Covid Gate. Si parla di Conte quando ai tempi del Covid era appunto Presidente del Consiglio. Tutte le carte dell'affaire cinese. In pandemia migliaia di mascherine donate a Pechino e poi ricomprate. Il Manifesto di oggi, a proposito dell'informativa di Meloni, scrive: la stiamo perdendo. Dopo essersi rifugiata nei social, Meloni spiega al Parlamento come intende andare avanti e affrontare la batosta referendaria e le bombe di Stati Uniti e Israele, ma difendendo fantomatici record e accusando sempre l'opposizione. Non va oltre la coppia sbiadita di se stessa. Velocemente qualche altro titolo: Il Fatto Quotidiano, il favoloso mondo di Meloni, successi mai visti, tutte le bugie della Premier in aula, mentre Libero scrive: fuga dal Senato è l'ora del bucatino. Dopo essersi sbracciati al grido di la Meloni venga subito in aula, i parlamentari PD e 5 Stelle disertano il dibattito perché inizia alle 13:05, quindi notoriamente l'orario di pranzo. Prima la panza, poi la politica. Grazie Emanuela, ci fermiamo per pochissimo però, fra poco primo ospite della nostra mattina, fra poco parleremo di allergie stagionali. Allora, siamo di nuovo insieme. Buongiorno Sicilia, do il ben trovato alla dottoressa Rossella Intravaglia. Buongiorno. Buongiorno. È l'allergologa della pneumologia anche del Policlinico e anche San Marco di Catania. Buongiorno e grazie per essere con noi. Parliamo di allergie, perché questo è un periodo terribile per chi, ahimè, e sono sempre di più le persone che sono soggette, insomma, soffrono di allergie. Ma sì, che cos'è che scatena l'allergia? L'allergia, diciamo, che viene scatenata da diversi fattori. Allora, in primis è necessaria una predisposizione, proprio si nasce con una predisposizione allergica, dopodiché è una esposizione e successivamente abbiamo la manifestazione allergica vera e propria nel momento in cui appunto si montano le famose IgE, che sono gli anticorpi che determinano poi la cascata infiammatoria, appunto la cascata allergica. E tra l'altro ci sono anche dei fattori ambientali che stanno determinando negli ultimi anni anche un aumento di queste allergie, nonché anche il nostro stile di vita. Allora, i dati ufficiali, ufficiosi, insomma, bisogna capire poi effettivamente, perché non tutti noi sappiamo di essere oppure no allergici, certo, perché magari in un periodo qualcuno pensa di avere raffreddore, in realtà invece è allergia. Intanto cerchiamo di capire come facciamo a sapere se siamo allergici oppure no. Allora, sicuramente la clinica ci aiuta come sempre.
È ovvio che inizio a sospettare un'allergia respiratoria quando il sintomo si manifesta, per esempio, per 2 o 3 anni consecutivamente, sempre nello stesso periodo. E allora lì io immagino che sia un allergene stagionale, però ci sono anche gli allergeni perenni, come gli acari della polvere. Quindi diciamo che in quel caso il sintomo c'è quasi tutto l'anno. In realtà una differenza sostanziale tra il raffreddore comune e l'allergia, un sintomo tipico è il prurito, per esempio, perché l'allergico ha un prurito nasale, un prurito all'interno per esempio del cavo orale, e quindi lì mi fa pensare che quel soggetto possa essere affetto da una qualunque allergia respiratoria. Dicevamo, i dati dicono che purtroppo l'allergia o le allergie, meglio così, si allargano e si diffondono sempre di più. Sì, c'è una stima al 2030, che non è più una data così lontana ad oggi, si stima il 40% dei soggetti avranno, quindi parliamo di 1 su 3, 1 su 4, avrà un'allergia in generale, ma ovviamente le allergie respiratorie sono sempre quelle più frequenti. Ovviamente sull'allergia alimentare magari il dato è un po' più ristretto, per fortuna, però insomma sono dei dati molto molto importanti, quindi significa una patologia che riguarda una grossissima fetta della popolazione, che si possa manifestare come una rinite allergica, che al limite potrebbe sembrare una patologia alquanto banale, però dobbiamo considerare anche gli asmatici. E tra l'altro l'asma grave è un dato che sta aumentando sempre di più, di cui noi ovviamente ci occupiamo e ci rendiamo conto che poi non è una patologia così rara, tra virgolette, anzi. Dottoressa, il fatto che questo dato negli anni sia cresciuto, sia aumentato, prima diceva lei che ci deve essere una predisposizione certamente alle allergie, però evidentemente c'è anche una componente esterna che incide parecchio, e questa componente può essere ambientale, ma può essere anche alimentare, dico io, no? Perché magari entriamo in contatto con sostanze che prima non si utilizzavano o non venivano ingerite, non andavamo noi a contatto, non eravamo a contatto. Sì, per questo infatti è stata creata, è stata diciamo ipotizzata, si chiama proprio ipotesi ambientale, cioè il punto è che noi abbiamo un sistema immunitario con cui noi nasciamo, e che è quello che ci difende dai virus, dai batteri, eccetera, che nella prima infanzia viene molto stimolato. Ma nel momento in cui i bambini sono tutti vaccinati, c'è anche una riduzione anche della varietà la nostra dieta mediterranea ormai è stata sostituita da un'alimentazione un po' più, diciamo, americanizzata. Fast food. Quindi tutto questo comporta che anziché stimolare il sistema, diciamo, in tecnico si chiama il TH1, cioè il sistema innato, aumenta la quota dell'attività del sistema TH2, che è quello delle allergie, e quindi di conseguenza anche il microbioma intestinale è anche stato, diciamo, messo in considerazione sul fatto che un'alterazione del microbioma intestinale può favorire anche l'ingresso degli allergeni e quindi la cascata proinfiammatoria allergenica. Quindi capiamo anche che è un problema molto, molto complesso. Quindi insomma, adesso vediamo a come possiamo difenderci, o comunque se ci sono delle soluzioni, perché per quello che stiamo raccontando mi pare che quando arriva l'allergia, non dico che siamo impreparati, però almeno i singoli, le persone. Innanzitutto la prima cosa da fare è rivolgersi a uno specialista che ovviamente sappia insomma, innanzitutto fare una diagnosi, e soprattutto una diagnosi di precisione. Oggi noi abbiamo a disposizione anche dei test sierologici di terzo livello che ci consentono anche di scegliere, di capire qual è l'allergene predominante ed eventualmente quello che noi possiamo trattare con l'immunoterapia desensibilizzante, che proprio è la madre, è la terapia antiallergica. Ovviamente abbiamo anche dei farmaci a disposizione, abbiamo gli antistaminici, gli steroidi nasali, la terapia inalatoria per asma, però è ovvio che noi dobbiamo andare a colpire l'allergene, che, come dico sempre ai pazienti, se è solo il gatto, ahimè, allontani il gatto da casa, ma è ovvio che se sei allergico alla parietaria o alla cara della polvere, lì dobbiamo ovviamente agire con un meccanismo di precisione, appunto per cercare di rendere il sistema immunitario, perché parliamo di una malattia del sistema immunitario, tollerante nei confronti di quell'allergene. Ma è possibile, visto che si tratta di un problema immunitario, cercare con le nuove generazioni di puntellare? In che senso? Cioè aiutare i sistemi immunitari di questi ragazzi. Sì, allora ci sono diversi studi che hanno anche dimostrato come per esempio l'utilizzo
anche di probiotici durante la gravidanza di una madre allergica riduce il rischio del bimbo nascituro di essere un soggetto allergico. Quindi ecco perché dicevo prima il microbioma intestinale, c'è molta attenzione su questo aspetto che prima veniva ovviamente poco considerato. E poi ci sono anche delle altre precauzioni, per esempio la precoce esposizione all'utilizzo di antibiotici o il basso peso alla nascita. Questi purtroppo sono dei fattori che possono incidere sullo sviluppo di allergie nei bimbi o comunque di malattie atopiche. Ecco, sarebbe giusto anche parlare di malattie atopiche in generale. Allora, la diffusione delle allergie in qualche modo è anche facilitata, aiutata, veicolata dal nostro cambiamento climatico, sì. Perché prima c'era la primavera, una primavera che aveva una durata di 2 mesi e mezzo, 3 mesi, diciamo così, e allora si sapeva che il soggetto allergico, insomma, in quei 3 mesi magari. Ora, siccome il tempo il meteo è cambiato in maniera radicale, diciamo che questi 3 mesi sono diventati forse 6 mesi. Sì. Anche di più da noi in Sicilia. Infatti l'aumento delle temperature ha determinato anche un cambiamento significativo della pollinosi, cioè le piante ovviamente non seguono il nostro calendario e quindi io dico sempre ai pazienti, se a dicembre ci sono 30 gradi fatti la terapia, perché noi prima davamo delle indicazioni precise, da marzo a giugno era il periodo in cui si faceva prevenzione, fai la terapia e diciamo eviti la riacutizzazione. Oggi questo non è più fattibile, perché e tra l'altro anche le piogge che ci sono state in questi giorni sono state anche un veicolo, perché la pioggia favorisce la schiusa, diciamo, dei pollini, e quindi anche la pioggia intensa diventa un problema per chi è allergico, quindi diciamo diventa un problema per tutte le stagioni. Insomma, ci dobbiamo guardare a 360 gradi, controllare sempre quello che succede attorno a noi, e se uno dovesse avere un sospetto di un'allergia, stiamo parlando di allergie non alimentari in questo momento, respiratorie, che cosa deve fare? La prima cosa che deve fare? L'esame cardine è il prick test, lo skin prick test, il test cutaneo, un test molto semplice da fare, è molto sicuro, cioè abbastanza sicuro, e che si può fare per esempio nei bimbi dai 5 anni in poi. E che ci dà una risposta immediata nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, ci fa capire un po' qual è la situazione. Il quadro, diciamo. Il quadro. Ovviamente se c'è necessità di fare indagini superiori o perché non siamo convinti dal test o perché non c'è, a volte deve esserci anche una corrispondenza tra il risultato e la clinica. Ecco perché dico la clinica è molto importante, e in quel caso noi abbiamo la possibilità di fare anche la ricerca delle IgE su sangue e quindi un ulteriore test di conferma. Ecco. Quindi insomma ci sono strumenti per comunque in qualche modo difenderci. Sempre più spesso si diventa allergici in età adulta. Almeno insomma persone che magari non hanno mostrato allergia fino a un certo punto della loro vita, poi improvvisamente diventano allergici, più forse per le cose alimentari da questo punto di vista. Sì, qui farei però una discrimina, nel senso che, ripeto, con la predisposizione si nasce, quindi comunque il punto è che la manifestazione può avvenire anche in età più adulta. In realtà oggi si sa anche che alcuni sintomi che apparentemente sembrano di natura atopica, quindi di natura allergica, in realtà non lo sono. E quindi poi bisogna fare uno studio organo specifico per capire per esempio se c'è la presenza di cellule particolari, come per esempio l'infiltrato per esempio degli eosinofili, che sono delle cellule che sono presenti negli allergici ma anche nei non allergici, però la clinica si manifesta esattamente come un soggetto allergico, e quindi lì entra in gioco anche l'attività dello studio organo specifico, perché ci permette di individuare quel paziente. Per esempio nelle riniti ci sono delle riniti non allergiche eosinofile, e quelle vanno trattate, anche quelle per esempio con lo steroide nasale, allo stesso livello di un allergico, ma il paziente non è atopico. Quindi questo aiuta però secondo me a far capire a volte ai pazienti che è inutile che fanno il giro di 100.000 specialisti, se il prick test risulta negativo, è negativo, cioè ha un valore predittivo negativo molto elevato, quindi se ho un test negativo
è quasi sicuro che il test è realmente negativo, ma perché probabilmente c'è un altro tipo di condizione infiammatoria che mi va a dare quella sintomatologia, che non per forza è di natura allergica, e questo vale anche per l'asma oltre che per la rinite. Insomma, stamattina abbiamo cercato diciamo immenso il mondo delle allergie, ci sono allergie di diversa natura, noi ci rivolgiamo a chi, ahimè, in questo periodo dell'anno si riscopre con il naso, insomma, che va soffiato continuamente, starnuti senza sosta e senza fine. Congiuntivite, tutto questo determina anche una difficoltà insomma, nella vita di tutti i giorni, certo. la qualità vita della vita viene diciamo, inficiata. Sono dei pazienti che hanno anche delle difficoltà ad avere un buon riposo notturno, soffrono di apnee notturne e quindi poi hanno anche un calo della performance i ragazzi a scuola oppure sul lavoro. Quindi insomma è un problema che impatta sicuramente tanto sulla qualità di vita di questi pazienti. Dottoressa, grazie per essere stata con noi questa mattina. La dottoressa Rossella Intravaglia, allergologa del Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Grazie davvero, buon lavoro, perché in questo periodo ce n'è tanto di lavoro e adesso ci fermiamo, fra pochissimo saremo di nuovo insieme, però cambieremo assolutamente tema perché parleremo delle coltivazioni tropicali. Restate con noi. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì ancora bel tempo sul nostro territorio, da segnalare nubi basse in mattinata sulla Liguria e velature più estese nella seconda parte della giornata sulla Lombardia e sul Triveneto. Dunque uno sguardo sul territorio siciliano, dove l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantendo dunque un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Infatti ancora una volta si arriveranno a toccare i 22-23 gradi. E per quanto riguarda la giornata di sabato proseguirà la fase di bel tempo, sole assoluto protagonista della giornata, con al più di tanto in tanto il passaggio di lievi ed innocue velature. I valori massimi non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo di una novità fino a un certo punto, perché ne abbiamo parlato in altre circostanze. La nostra terra, la nostra Sicilia sta diventando una sorta di hub naturale quasi nelle coltivazioni tropicali, dei frutti tropicali. Per parlare di questo, accanto a me ho il presidente di Coldiretti Catania, Andrea Passanisi. Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Per essere con noi. E poi il professore Alberto Continella. Buongiorno. Buongiorno, docente di arboricoltura generale, coltivazione arborea dell'Università di Catania. Poi magari scopriremo questo mondo, ci spiegherà il professore di cosa stiamo parlando. Però è innegabile, tant'è che poi c'è anche un premio dedicato, no, all'avvocato d'argento che si celebra, insomma, verrà consegnato a Giarre. Allora, la nostra terra, complici chiaramente anche i cambiamenti climatici, è diventato un hub proprio per le produzioni tropicali. Voi agricoltori, come vedete questa trasformazione? Beh, io l'ho vissuto, lo vivo da oltre 20 anni, più che il complice, più che i cambiamenti climatici è la vocazione del territorio, quello che evidenzio sempre, la vocazione del territorio, le sue peculiarità, le unicità che poi fa sì che in determinate aree, alle pendici dell'Etna, dove io vivo la mia quotidianità lavorativa, abbiamo avuto la possibilità di sviluppare impianti tropicali in generale, non solo di avocado ma anche di mango,
col tempo sono diventati non solo un simbolo ma un frutto dei frutti, un paniere di frutti tropicali e subtropicali che oggi rappresentano non solo un'eccellenza siciliana ma un punto di riferimento del tropicale a livello nazionale. Professore, Passanesi faceva riferimento al microclima, alle condizioni particolari, ma cosa serve perché il frutto tropicale, insomma le coltivazioni tropicali possano attecchire in un territorio? La verità è che non tutte le coltivazioni tropicali sono idonee in tutti gli ambienti della Sicilia. Ci sono alcuni ambienti più vocati e sicuramente l'ambiente etneo è un ambiente particolarmente idoneo perché vi sono condizioni sia di clima, di terreno, di caratteristiche dell'acqua di estrema qualità che consentono appunto queste coltivazioni tropicali e subtropicali perché diciamo, l'aspetto ambientale è importante. Tant'è che in effetti il cambiamento climatico anziché diciamo, semplificare ha un po' complicato la gestione di queste colture che in alcuni casi sono presenti da addirittura oltre 50 anni già in Sicilia, sono state studiate, approfondite in diverse attività di ricerca e quindi ovviamente diciamo, non tutti gli ambienti siciliani sono perfettamente idonei per la coltivazione di queste colture. Diciamo che in alcuni casi gli eventi climatici, atmosferici rovinano le colture tropicali. Stiamo vedendo delle immagini, cos'è il mango? Abbiamo visto il mango. Beh, più delle volte si associa il cambiamento climatico al caldo. Il problema è che il cambiamento climatico, noi agricoltori lo viviamo negli ultimi anni quotidianamente, è un po' l'aleatorietà stagionale. Oggi caldo, domani freddo, ecco, manca la previsione e le conseguenze del cambiamento climatico io credo che siano non tanto favorevoli al tropicale, ma siano nemico dell'agricoltura in generale. Il più delle volte si associa il caldo o il cambiamento delle stagionalità, lo si associa alla prospettiva di ampliamento delle culture tropicali. Io credo, e lo vivo, ribadisco personalmente, che proprio il cambiamento climatico è un problema serio per l'agricoltura e segnatamente per il tropicale. Professore, il mondo dell'università come viene incontro diciamo, non dico a questi cambiamenti, ma come aiuta gli agricoltori? Quali sono i mezzi, gli strumenti, le ricerche evidentemente che vengono fatte? In effetti diciamo, gli strumenti sono diversi perché sono stati fatti diversi studi per individuare quelle che sono non solo ovviamente le cultivar e i porti innesti più idonei nei diversi ambienti, perché dicevo appunto che non tutti gli ambienti hanno le stesse medesime caratteristiche. Oltretutto diciamo, tanti studi sono stati fatti appunto per utilizzo di biostimolanti o di altri interventi agronomici che possono mitigare le problematiche, ad esempio appunto del cambiamento climatico, e anche per individuare dei interventi agronomici come ad esempio l'irrigazione, un'irrigazione di precisione che possa diciamo, accompagnare queste colture che molto spesso vengono considerate idrovore, cioè con grandi necessità irrigue, e che invece con opportune tecniche possono essere irrigate con volumi non eccessivi ma di estrema qualità. Questo sì, quindi significa che alcuni ambienti che hanno acqua con una certa salinità non possono essere assolutamente considerati ottimali. Quindi insomma la scienza, la ricerca con l'esperienza di chi lavora sul campo si mettono insieme per poter sfornare poi prodotti che sono diventati un'eccellenza. Ribadirei anche la vocazione del territorio perché Giarre, il versante ionico etneo, segnatamente Giarre, è uno degli areali più piovosi del sud Italia e questo favorisce la sostenibilità, perché la vera sostenibilità è seguire una cultura, comprendere quelle che sono le esigenze agronomiche di una cultura e poi combinarle con la vocazione del territorio. E quali sono le prospettive adesso per questo tipo di colture? Soprattutto l'avocado si sta piantando in maniera molto intensa negli ultimi anni in Sicilia e devo dire che ancora diciamo, le prospettive di crescita ci sono, gli aspetti diciamo, culturali vengono considerati anche in funzione diciamo, delle quelli che sono gli ambienti più idonei e gli ambienti più, in cui si possono realizzare delle produzioni di qualità e questo diciamo, è un aspetto che viene attenzionato proprio perché in prospettiva si possono anche considerare alcune misure che possono accompagnare gli agricoltori come ad esempio l'istituzione di un IGP territoriale che possa dare come dire, un supporto anche a livello di visibilità territoriale di quello che sono delle produzioni che ormai si sono insediate nel nostro territorio da diversi decenni. Il fatto che si pensi addirittura ad un premio, il premio Avvocato d'Argento, significa che evidentemente c'è un'eccellenza, c'è diciamo, una produzione importante, l'abbiamo sottolineato, e c'è anche
Anche un export importante. Mi permette di ringraziare i promotori del premio, il dottor Vergato, l'assessorato all'agricoltura, il comune di Giarre. Sicuramente è un riconoscimento simbolo che premia il territorio, le sue peculiarità, le sue unicità, il territorio alle pendici dell'Etna, ma ribadisco è un riconoscimento che premia anche le persone. Gli studiosi, i ricercatori, coloro che ci hanno permesso oggi di essere qui e parlare di tropicale. La prospettiva del tropicale a livello nazionale e internazionale è importante. Io mi occupo ormai di tropicale da tanti anni, sono oltre 20 anni che parlo di tropicale, perché ho iniziato in un momento in cui obiettivamente l'avocado me lo scambiamo per una zucchina, e allora là mi sono dovuto imporre una determinata strategia che era quella del racconto del territorio, raccontare le sue unicità e poi associandolo a un paniere di frutti. Sono interessanti, come accennava il professore, le prospettive sono interessanti, si stanno ampliando le coltivazioni di tropicale in generale, ma quello che io mi domando e mi domanderò nei prossimi anni è non solo che prospettiva ha il tropicale, ma dobbiamo domandarci, ora che si sta creando un polo, a che condizioni? Questa è la domanda che porteremo avanti nei prossimi anni. Condizioni di che tipo? Di carattere economico, di carattere lavorativo, di carattere di sviluppo? Cioè le condizioni devono essere a 360 condizioni gradi. Che abbiamo prospettive importanti, che secondo me da imprenditore agricolo le coltivazioni devono seguire dei parametri, dobbiamo ben conoscere quelle che sono le esigenze culturali, come accennavo prima, e quindi i parametri delle coltivazioni tropicali per non incorrere poi a seri problemi a livello commerciale, perché dobbiamo essere consapevoli che abbiamo un'eccellenza in mano, ma quell'eccellenza deve essere ben spiegata, ben raccontata, ben posizionata a livello, parlo sul piano commerciale, a livello nazionale e a livello internazionale. Invece io vado a livello diciamo culturale, ai ragazzi che chiaramente si avvicinano a questo mondo. Il mondo dell'agricoltura è cambiato, non è più quello dell'agricoltore della campagna e basta, che viveva della sua terra, che produceva con grande sacrificio. Adesso l'agricoltura è stata modernizzata, ci sono tantissime macchine, ci sono le ricerche scientifiche che supportano quando piantare, quando non piantare, quando coltivare, quando raccogliere, insomma ci sono tantissime. Ai ragazzi che messaggio possiamo dare? No, c'è un ritorno importante da parte dei giovani anche sulle attività agricole, sul mondo di quelle che sono delle attività che possono dare uno sbocco non solo di ritornare alla natura, di quelle che sono ovviamente caratteristiche e tipologie di vita di grande qualità, ma soprattutto la grande tecnologia, l'elevata capacità di specializzazione che si è riuscito a raggiungere in diversi ambiti appunto dell'agricoltura permette oggi di fare una smart agriculture, cioè un'agricoltura veramente 4.0, in cui c'è un supporto molto elevato per i giovani che si scommettono. Sono tanti i giovani che si iscrivono all'Università di Catania come facoltà di agraria, come oggi si chiama Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, va controtendenza rispetto a quelle che sono le medie nazionali. Sono tantissimi giovani che si iscrivono ai nostri corsi di laurea proprio perché riscontrano quelle che sono le possibilità di lavoro e soprattutto di fare un lavoro che piace, un lavoro che dà soddisfazioni. Questo è importante, la riscoperta della terra per fare poi una professione, diventare imprenditori del futuro, ma senza trascurare quello che è il territorio e restare ancorati a questa splendida regione. Grazie per essere stati con noi questa mattina ad Andrea Vassanisi, che è il presidente di Coldiretti Catania, ma grazie anche al professor Alberto Continella, che è docente di arboricoltura generale, coltivazione arborea dell'Università di Catania. Vedo già collegato e fra poco andremo ad Augusta per parlare della giornata del mare il nostro Edoardo Sergi. Grazie ancora una volta a voi, ci fermiamo per pochissimo e poi andremo in esterna ad Augusta.
Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, vado dalle agenzie perché c'è stata una nuova intimidazione questa notte nel Palermitano a Sferracavallo. Un uomo a bordo di una autovettura si è fermato davanti ad una rimessa d'auto ed ha sparato 30 colpi con una mitragliatrice Kalashnikov contro un cancello e anche dei vetri, alcune automobili parcheggiate dentro. Un complice lo ha atteso in auto con il motore acceso e poi sul posto sono intervenute le volanti del commissariato San Lorenzo. Particolari di questa notizia nel corso dei nostri telegiornali, nel corso della giornata. Adesso, come anticipato, andiamo ad Augusta per vivere la giornata del mare assieme chiaramente alla Marina Militare. Ad Augusta per noi c'è Edoardo Sergi, insieme a lui Giulio Messina, che è il comandante di nave Cassiopea, e Claudia Cosentino, comandante di nave Lipari. Buongiorno. Buongiorno Angelo, come vedi c'è un sole stupendo, una giornata bellissima, insomma è tutto pronto per festeggiare questa giornata del mare che si terrà domani, ma è una 3 giorni importante per la Marina Militare. Hai presentato tu gli ospiti, stiamo aspettando anche i ragazzi, comunque tutti i bambini delle scuole che provengono, che abbiamo visto fuori proprio dalla base, ma insomma è una giornata aperta a tutti, quindi partirei proprio con l'ospite che hai presentato tu, la dottoressa Cosentino, che è comandante della nave Lipari. Insomma, ci spieghi cosa succede oggi, perché abbiamo visto tantissimi ragazzi, insomma un dispiegamento di forze importante per far vedere, un po' far conoscere cos'è la Marina Militare a chi vuole oggi e in questi giorni appunto far parte di questa giornata del mare. Sì, buongiorno a tutti. La giornata del mare è una ricorrenza del tutto italiana, istituita per l'appunto nel 2017 e si festeggia ormai ogni anno l'11 aprile. Che appunto lega la nostra nazione al mare, e infatti il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare la popolazione civile e soprattutto le nuove generazioni su quello che è il mare. E quindi proprio appunto per questo questi 3 giorni, già a partire da ieri, oggi e domani, le nostre basi navali, quelle di Augusta, Catania e Messina, saranno aperte proprio per ricevere queste nuove generazioni qui da noi. E insomma far appassionare a tutti al mare, che noi siamo poi siciliani, quindi le amiamo particolarmente. Allora chiederei a Giulio Messina, dato che domani ci troviamo a Catania, a Maristeli, lei è un pilota di elicotteri, quindi domani un po' cosa succede, seppur ecco la base ora siamo ad Augusta, domani a Catania è un'altra cosa, però sappiamo bene, no, che comunque gli elicotteri anche sono un po' una passione per tutti, e domani si svolge un'altra giornata importante. Sì, buongiorno a tutti, tenente di vascello Giulio Messina, attualmente come diceva sono il comandante di nave Cassiopea, ma vengo dal mondo degli elicotteri, quindi ho prestato servizio a Maristeli Catania per diversi anni. Per me è un onore sia essere qui oggi per la giornata del mare, ma anche ricordare un po' il mio trascorso a Maristeli. Per noi questa è una grandissima occasione per aprire le porte alla comunità, non solo ai nostri cari che comunque conoscono in parte il nostro operato, ma alla comunità appunto locale, per tutto ciò che facciamo, per conoscere i nostri mezzi, conoscere le nostre attività, la tutela degli interessi nazionali, sia in parte per la zona costiera del settore marittimo che per quella dell'alto mare. Ecco che appunto la Sicilia è il fulcro dell'attività marittima anche nel Mediterraneo centrale. Per noi, per l'Italia il mare è molto importante, per noi è un orgoglio lavorare a tutela degli interessi, ed è ancor più un orgoglio poter mostrare il nostro mondo e le nostre attività alla popolazione locale, quindi aspettiamo tutti sia qui ad Augusta che anche domani a Maristeli Catania, alla stazione elicotteri della Marina, che è a Messina. Allora, prima di ripassare la domanda al comandante Cosentino, io chiedo alla regia di potermi richiamare perché è caduta la linea, quindi non sento lo studio, però ecco, volevo concentrarmi un po' su un anniversario che si svolge quest'anno nel 2026, un centenario importante, ce lo vuole dire lei? Ormai sono passati appunto 100 anni e le nostre unità, compresa la mia come anche quella del collega Giulio Messina, sono adibite proprio all'insegnamento. Potremmo dire che la scuola di comando navale può, diciamo, un linguaggio un po' più formale, meno formale, è proprio una università della responsabilità, cioè il fulcro principale è quello di insegnare alle future generazioni di comandanti la responsabilità di gestire non solamente il proprio equipaggio ma un'unità navale a tutti gli effetti, quindi prendere le decisioni sia quando il mare è bellissimo come quello di oggi, sia quando il mare è in tempesta.
A proposito di nuove generazioni, no, chiedo a Messina come si fa un po' a gestire quelle che sono emergenze in mare, ha parlato Cosentino, ma anche in elicottero? Sì, l'importante è tutto ciò che è alla base della gestione delle emergenze è lo studio, la preparazione e la freddezza di mente. È importante quindi lavorare prima sulla persona e poi sulla conoscenza dei mezzi che si hanno a disposizione. L'azione di comando adesso è molto più incentrata sulla dimensione umana del comando, quindi conoscere gli uomini e le donne che si hanno alle proprie dipendenze. È la cosa molto più importante avere anche appunto una coesione, un coordinamento efficace e efficiente in ogni situazione. E poi un po' di freddezza in caso di difficoltà aiuta sempre. L'importante è mantenere la calma e seguire le procedure per le quali studiamo a pieno, fin dai primi passi che muoviamo in marina, per poi appunto coordinarsi nel migliore dei modi in equipaggio, sia l'equipaggio di un elicottero, di un velivolo in generale, che l'equipaggio di una nave. E il modo più brillante, appunto, ne parlava la collega Cosentino, è la scuola di comando navale, che ci insegna la gestione degli uomini e dei mezzi. Anche Arcangelo sono due specialisti, sono giovani ma sono due specialisti, i nostri ospiti, mentre ti faccio vedere che dietro di noi ci sono tutte le navi della Marina, ecco, e girando, chiedo anche a Giuseppe Messina la telecamera, vediamo la scuola di comando navale che è proprio qui ad Augusta, insomma è tutto pronto. Angelo, se tu hai domande da studio gli ospiti ti sentono, oppure le riferisco io perché Messina non ti sente, però Cosentino ti sente invece. Sì, semplicemente una osservazione ai giovani e giovanissimi che avrete modo di incontrare in questi giorni. Diciamo, conoscere, apprezzare, fare innamorare questi ragazzi del mare, ma a 360 gradi. È una missione importante quella che la Marina si propone, perché nei giovani c'è il futuro. Sì, appunto, nei giovani c'è il futuro e il migliore augurio che io possa fare, rivolgere appunto alle nuove generazioni è quello di poter tracciare la loro rotta, così come noi stiamo facendo tutti i giorni sulle nostre unità navali. Angelo, guarda, ti regalo un'altra cartolina, che sono i giovani che stanno arrivando in questo momento, proprio alle nostre, di fronte a noi, alle spalle del nostro Giuseppe Messina, che stanno insomma entrando, penso, dentro la scuola di comando navale per visitarla. Fra l'altro una struttura stupenda, ci sono dei campi di padel, vediamo un campo qua di calcio, anche di basket, quindi insomma chi viene qua ha tutto per potersi innamorare a quello che è il ruolo della Marina Militare, che ogni giorno comunque lavora per noi. Ricordiamo l'importanza dello Stato, i giovani, questi penso siano dei ragazzi delle elementari. Insomma, cosa gli direte oggi? Adesso cercheremo di avvicinarci il più possibile a loro, non è semplicissimo veicolare un messaggio ai piccoli, però credo che una giornata come questa sia emblematica, il meteo ci accompagna, quindi è una giornata bellissima, già invita la partecipazione della comunità. La cosa più importante, insomma, noi abbiamo allestito anche degli stand che permettono in maniera fruibile ai ragazzi e ai giovanissimi di conoscere il nostro mondo, anche con delle attività interattive. Cercheremo di farli avvicinare il più possibile alle nostre attività, parlando in maniera semplice a loro, in maniera, insomma, per dare un po' di appeal ai ragazzi e fargli capire quello che facciamo. L'ultimissima, ci sono anche del primo soccorso, oggi viene spiegato, attività interattive come ha detto il comandante Messina. Sarà un'attività di primo soccorso in acqua, con l'intervento proprio di un elicottero che soccorrerà una persona che è stata sfortunata, è caduta in acqua, e quindi l'elicottero interverrà e in prontezza riuscirà a salvare il povero naufrago. Insomma, Angelo, giornata del mare che si terrà domani, ma questi 3 giorni nel pieno, io ti saluto con questo bellissimo mare, con questo bellissimo sole di Augusta, e ti ritorno la linea allo studio. Grazie al nostro Edoardo Sergi, grazie anche ai suoi ospiti che sono intervenuti questa mattina a Buongiorno Sicilia, buon lavoro. Adesso noi cambiamo argomento come sempre da un tema all'altro, il passo per noi è brevissimo perché adesso è il momento di scrutare le stelle. C'è Marco Amato, vediamo la sigla dell'oroscopo. Buongiorno e ben trovato anche a Marco Amato. Come annunciato siamo nel fine settimana. Marco, che cosa ci riserva questo weekend?
Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Allora, un weekend decisamente molto movimentato, non venerdì e non nella prima metà del sabato, ma da sabato sera in poi la Luna sarà congiunta in Acquario a Plutone, quindi la fantasia si unisce con un istinto alla creatività, ad una nuova visione delle cose e decisamente scatteranno in avanti tutta una serie di sentimenti, passioni, pulsioni, si libereranno i sentimenti e gli istinti. Vediamo un po' lo zodiaco come reagisce. Ariete, assolutamente sul podio, come tutti i segni di fuoco, proprio perché Marte è appena entrato nei vostri gradi zodiacali, potenziandovi, e Luna e Plutone alzano un po' l'asticella delle aspettative. Un Ariete seduttivo, vincente in amore e nella seduzione, e pago del fatto che la settimana vi ha portato tanto in termini lavorativi, quindi bravi, godetevela. Toro, questo weekend è un weekend in cui desidererete fortemente riposare. La bella Venere nei vostri gradi vi ammorbidisce. La Luna e Plutone però creano delle piccole smanie intorno a voi di figli, parenti, amici che vi tirano da una parte all'altra quando voi vorreste solo riposare. Cari Toro, lo zodiaco vi vuole di nuovo in pista, quindi scendete un po' e divertitevi. Gemelli, per voi si aggiustano un po' di cose. Luna e Plutone stanno formando una nuova strada importante. Voi credete fortemente in voi stessi in questo momento e un bisogno molto forte di affermarvi lavorativamente e socialmente. Incontri molto positivi in amore che chiariranno anche qualche dubbio. Cancro, per voi la Luna darà spettacolo, è distante in gradi, non vi tocca direttamente, ma è congiunta a Plutone ed in Acquario. Si accende la fantasia, la seduzione, la creatività, si svela anche qualche piccolo dubbio su qualche persona che avete intorno. La soluzione è Sherlock Holmes, un po' matare la serie in sintesi. Per voi è un'ottima giornata, quella di domani. Il dubbio vi assalirà perché la Luna congiunta a Plutone fisserà i vostri pensieri su qualcosa da cui non riuscite a divincolarvi, che sia una passione, che sia una condizione lavorativa o strutturale della vostra vita, poco importa, perché riuscirete comunque a baltare le sorti la settimana prossima. Perigono della Luna, non questo venerdì, ma da sabato sì. Quindi fissate bene i concetti e rispettate la data, perché poi questo weekend per voi sarà libero di fare, libero di amare, libero di riposare, libero di fare tutto ciò che volete meritatamente, perché avete veramente lavorato tanto. Buone notizie per la bilancia, perché dopo un Luna in Capricorno che durerà fino a domani, il sabato e la domenica si provano invece molto piacevoli, molto belli, da condividere con l'amore e gli amici. E arriva una bella notizia: lieti eventi nel cielo dei bilancia e non le condizioni adatte per generare la famiglia. Scorpione, per voi oggi è un venerdì splendido, la Luna è dalla vostra parte, lo sarà meno da sabato in poi, perché la Luna entrerà in quadratura, quindi forse i vostri programmi o forse le aspettative che nutrite rispetto a qualche persona saranno un po' deluse. Pazienza. Sagittario, per voi la Luna sarà splendida sabato sera e domenica. Vi porterà tante novità e soprattutto vi darà modo di fornire una suggestione, un'idea giusta da cui verrete ispirati da qualcuno che incontrerete questo weekend. Oggi siete protagonisti dello zodiaco, con una Luna che convincere quel Giove finalmente ad arrivare alle grandezze a cui anelate. Eppure domani sarà un pochino più oggettiva la realtà, nel coso più che potente. Acquario, protagonisti da sabato sera in poi. Il vostro segno zodiacale accoglie la Luna che, congiungendosi a Plutone, libera la passione, gli istinti, la fantasia e tutta la creatività che solo l'originale dello zodiaco 11° riesce a dare.
Non fate però confusione, soprattutto non caricatevi di troppi impegni, rischiate un po' di esausti, ma felici sicuramente. Pesci, un venerdì splendido per concludere la settimana e una luna che sparisce nei vostri pensieri romantici in questo weekend in cui vi potrete dedicare più alla passione, alla creatività e all'amore. E detto questo, auguro a tutta la Sicilia uno splendido weekend. Ciao Angelo e ciao redazione, ci vediamo lunedì. Grazie Marco. Allora a lunedì e noi adesso vediamo gli appuntamenti più importanti del fine settimana in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. A Mister Bianco, da venerdì 10 a domenica 12 aprile, Sicilia Fiera ospita Expo Wild. 3 giornate dedicate a natura, sostenibilità e tradizioni, con incontri e focus tematici pensati per un pubblico ampio con un programma distribuito lungo tutto il weekend. Tra gli appuntamenti del fine settimana c'è la festa delle verdure tradizionali e antiche delle Madonie, a Isnello, da venerdì 10 a domenica 12 aprile. Nel centro storico del borgo tornano degustazioni, musica ed escursioni in una manifestazione che mette insieme tradizione contadina, prodotti locali e valorizzazione del territorio. Giovedì 9 aprile a Enna arriva Paolo Buonvino, in concerto al Teatro Comunale Francesco Neglia, con il progetto La musica oltre le storie, un live costruito attorno alle colonne sonore che hanno accompagnato cinema e serialità italiana, in una serata che apre il weekend con un appuntamento di richiamo. Fino a domenica 12 aprile si rinnova a Burgio i riti della Settimana Santa, tra celebrazione e processioni che scandiscono uno dei momenti religiosi più sentiti della Pasqua nell'Agrigentino, un appuntamento che unisce tradizione, partecipazione popolare e forte identità locale. A Trapani, sabato 11 aprile alle 18, si inaugura al Chiostro San Domenico la mostra antologica La curvatura dell'universo, dedicata ad Angela Trapani. L'esposizione resterà visitabile fino al 3 maggio, ma il weekend segna l'apertura ufficiale di uno degli appuntamenti culturali della provincia. A Siracusa, il Castello Maniace ospita fino a domenica 12 aprile la mostra Arte in Sicilia tra 800 e 900, un percorso che attraversa artisti, linguaggi e sensibilità di un lungo periodo della produzione isolana. Il fine settimana è quindi tra le ultime occasioni per visitarla. A Palermo, da venerdì 10 a domenica 12 aprile, il Real Teatro Santa Cecilia accoglie i solisti dell'orchestra jazz siciliana per 3 serate consecutive. Un appuntamento che porta nel weekend del capoluogo una proposta musicale di grande richiamo in uno dei luoghi simbolo della scena cittadina. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E prima di salutarci torniamo da Emanuela Corsi ai quotidiani. Immagino a questo punto qualche curiosità, un po' di spettacolo? Sì, spettacolo. Prima abbiamo fatto un accenno al prossimo Festival di Cannes che sarà appunto senza l'Italia. L'Italia resta fuori, lo vediamo meglio su Repubblica Palermo, ma anche Hollywood è all'angolo. Quindi sarà un festival molto francese, meno glamour, poche major, molta Francia, nell'edizione 79 che si terrà dal 12 al 23 maggio. E a proposito di qualche curiosità, ti dico già un'anticipazione: Barbra Streisand riceverà ad 83 anni la Palma d'Oro alla carriera. E poi parliamo velocemente anche di musica, restiamo sempre su Repubblica Palermo. Dito nella piaga, dopo il successo sanremese, sorpresa dal successo improvviso, lei si è raccontata oggi a Repubblica: i paparazzi mi inseguono, il terzo posto a Sanremo, il boom di popolarità, e adesso esce Miss Italia dopo il contenzioso legale con il concorso di bellezza.
perché oggi ne parla anche la Sicilia, lo vediamo nella pagina degli spettacoli. Miss Italia nel mirino del concorso di bellezza. Che cosa è successo? Che c'è stato un ricorso cautelare d'urgenza sull'utilizzo del nome presentato dall'organizzazione del concorso ideato da Mirigliani. Cioè Patrizia Mirigliani ha detto no, Miss Italia è un marchio depositato che possiamo utilizzare soltanto noi, quindi lei aveva deciso di chiamare il suo album Miss Italia e da lì è nata una, però a quanto pare si chiamerà Miss Italia. Esce oggi, non lo so cosa ci sarà, magari senza titolo questo album. Non credo proprio. Grazie Emanuela per essere stata con noi stamattina. Dobbiamo ringraziare chi invece ci ha assistito per oggi in regia, con Francesco Gigante, anche Massimo Ceraolo e Ottavio Longo alla parte audio con Graziano Picone. Noi ci fermiamo qui per Buongiorno Sicilia questa settimana, torniamo lunedì. L'augurio a tutti voi di un buon fine settimana.